Ben ritrovati amici sportivi, amanti di calcio e dilettantistico. Claudio Costanzo per la Wii Sport vi racconterà dal campo / piscina comunale del Nicola Bonanno dell'Annunziata della nona giornata del campionato di prima categoria siciliana Girone D di fronte all'Atletico Messina e il Valdinisi. Biancazzurri di mister Carusi reduci dal rocambolesco 4-3. Sconfitta clamorosa in casa del Piedimonte Etneo che ha raccolto fin qui solo 10 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Ospita il Valdinisi che invece ha quota 16 con 4 vittorie e 4 pareggi, unica squadra imbattuta del girone, reduce da un buon 3-2 in casa del Fiume Freddo che sta facendo tra le mura amiche un fortino con 3 vittorie e un pareggio fin qui. Vedremo se i ragazzi di mister Caruso sapranno fronteggiarli al meglio. Squadra quasi al completo per i biancazzurri, solo Costanzo squalificato, direttore di casa il signor Puglisi di Catania. Qui vediamo le due squadre con l'ausilio delle nostre immagini schierate a centrocampo per i soliti riti prepartita. Il campo, nemmeno a dirlo, dopo la copiosa pioggia che è caduta in questi giorni, non è nelle condizioni migliori per giocare una partita spettacolare. Andremo a scoprire cosa ne verrà fuori. Giocherà l'Atletico Messina questo primo pallone da sinistra verso destra ai vostri videoschermi. Risponde il Valdinisi, formazione ionica in maglia bianco-rossa. Qui subito Bonanno prova a inventare per Nicosia che salta l'avversario, entra in area con una magia. Nicosia tu per tu, poi la palla resta lì per Bonanno che inciampa in una pozzanghera, riesce ad allontanare la difesa del Valdinisi. Poi Carte ci prova dalla distanza, resta lì il pallone, fa sua preda, Potenza ci sta provando qui, formazione mister Caruso, prova a farsi vedere invece il Valdinisi dalle parti di La Fauce, in questo destro velleitario di Leopardi. Ora Atletico Messina avanti in questa punizione in Nicosia, svettata dentro, la palla resta lì per Bonanno che prova a girarsi, debole il suo destro, non ha forse sentito il compagno che gli chiamava il pallone. Qui intanto palla dentro ancora una volta, allontana Potenza, poi ci prova Calapai in questa parabola che non sorprende il portiere del Valdinisi. Ora ancora Di Stefano, Atletico Messina è padrone del campo, conquista questo calcio di punizione dal limite dell'area, se ne incaricherà il numero 9 Mirko Pagliaro, posa il pallone, fa di Potenza, sballato, ha sciupato una buona occasione. Qui il miglior marcatore dell'Atletico Messina che mette giù questo pallone, prova a servire un compagno, Bonanno scatta atterrato, indica il dischetto il signor Puglisi, sarà massima punizione a favore dell'Atletico Messina. Qui rivediamo Bonanno scattare sul filo il fuorigioco, atterrato clamorosamente dal difensore del Valdinisi che comunque va a protestare. Si prepara alla battuta Pagliaro, a tu per tu con Potenza, calcia forte centrale sulla traversa, la palla resta lì per Bonanno, anche lui col mancino, anche lui sulla traversa, clamorosa occasione per l'Atletico Messina che forse ora se ne va anche un po' a cercare, sciupa tante occasioni anche qui con Di Stefano. Primo tempo a senso unico fin qui, ancora un'azione di rimessa con Bonanno che calcia col destro, questa volta si supera il difensore del Valdinisi. Atletico Messina ci sta provando con insistenza, qui con Nicosia che mette dentro questo pallone, trova Cucinotta che finalmente sblocca la partita, il magico Emanuele Cucinotta per i suoi, finalmente trova il gol che è la specialità della casa, colpo di testa servito da Nicosia, trovato tutto solo in mezzo all'area, troppo semplice per lui, porta finalmente in vantaggio i ragazzi di mister Caruso. Qui ci prova anche Parafioriti sull'alto di sinistra a mettere dentro, trova Di Stefano, calcia questo pallone, non lo centra né lui né Bonanno, ci proverà Pagliaro ma riesce ad allontanare la difesa del Valdinisi. Atletico Messina che chiude a testa bassa, la palla lì per Calapai, pescato in posizione di offside, anche lui però è riuscito a sbagliare il gol a tu per tu con Potenza. Calcio di punizione nel finale quando comincia a piovere insistentemente e il direttore di gara Puglisi decide bene di non far battere, si andrà così negli spogliatoi per tornare in campo con una pioggia ancora più forte che ovviamente condizionerà di molto lo spettacolo. In questo secondo tempo vediamo qui le due squadre rientrare in campo sotto la pioggia, ultima indicazione per mister Caruso e si potrà ricominciare. Valdinisi che ora muoverà la manovra da sinistra verso destra,
Atletico Messina che avrà sicuramente qualche difficoltà in più a gestire il pallone. Qui bucale della difesa, ci pensa Pucinotta a chiudere con la diagonale corta. Ora Bonanno però prova comunque ad assistere i propri compagni, palla a terra, va per Pagliaro, era stato chirurgico il suo destro. Stavolta sfortunato il numero 9 dell'Atletico Messina, che ha anche sbagliato un calcio di rigore quest'oggi. Prova a farsi vedere il Valdinisi dopo quasi un'ora dalle parti di La Fauci con questo destro di Puglisi. Riuscirà comunque ad alzare il baricentro, formazione ionica. Atletico Messina ora più schiacciato in difesa, che non riesce a uscire. Pioggia sempre più forte, ci proverà con queste azioni personali qui con Piero Fognini che si porta avanti il pallone, va col mancino a cercare il gol della domenica. Tanto qui il direttore Puglisi allontanerà anche per proteste l'allenatore dell'Atletico Messina, che qui batte questo calcio d'angolo con Nicosia che trova Di Stefano, annullato il gol, forse per fallo. Terminerà anche la partita il capitano Bonanno che lascerà spazio al numero 16 Calarco. Valdinisi però non demorde, mette questo pallone dentro, il quale La Fauci esce, prova il pallonetto e si deve superare il numero 1 dell'Atletico Messina, era stato il capitano Cultroneo. Esce Pagliaro, entra Salvo nelle file dell'Atletico Messina all'84esimo minuto di gioco, si copre la formazione di mister Caruso, e qui però concede il fianco con questo calcio punizione al limite dell'area, dona i parafioriti, andrà alla battuta Puglisi, dentro il pallone resta in area per Mento che all'88esimo minuto di gioco firmerà il gol del Valdinisi clamorosamente, forse al primo tentativo verso la porta dei padroni di casa, lasciato colpevolmente solo il numero 9 del Valdinisi. Troppo semplice, solo con un colpo di punta mettere in porta un gol che potrebbe risultare pesantissimo per i ragazzi del presidente Baldari e invece importantissimo per quelli del Valdinisi, che qui invece ci provano nel finale. La palla resta lì ancora per Mento nella pozzanghera, la deposita in rete, ma è stato pescato in posizione di offside. A tempo praticamente scaduto stava succedendo un ribaltone clamoroso, l'ultima occasione però sarà l'Atletico con Calarco, mette dentro questo pallone per Garte, la palla sbatte sul palo e la mantiene sulla linea Potenza che salva il risultato. Terminerà così la gara, si dovrà accontentare di un punto la formazione dell'Atletico Messina, che ora nella prossima gara sarà ospite del Russo Sebastiano. E allora da noi per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, restate connessi e sfondate il tasto mi piace.